Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 27 giugno. FILT, CGIL e FIT CISL hanno dichiarato lo sciopero dei lavoratori dei porti di Venezia e Chioggia, in adesione allo sciopero nazionale indetto lo scorso 20 giugno 2024 dalle segreterie nazionali delle stesse sigle sindacali, a causa dello stallo in cui versa il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto ancora alla fine dello scorso anno. È stato quindi proclamato uno sciopero di 48 ore di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei porti di Venezia e Chioggia a partire dalla mezzanotte del 4 luglio alle 24 del 5 luglio prossimi, sia per i lavoratori turnisti che per i lavoratori giornalieri. Dallo sciopero sono state escluse le prestazioni che possono coinvolgere la sicurezza degli impianti e la tutela del patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili e animali vivi e per il controllo delle merci pericolose. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. È l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di San Michele al Tagliamento ad organizzare la seconda edizione dell'evento sportivo Bibbione Open Waters, trofeo Ocean Italian Cup. Si tratta di una gara di nuoto speciale in quanto finalizzata alle pratiche per salvamento. Si svolgerà nelle giornate di sabato 29 giugno e domenica 30 nello specchio d'acqua antistante il camping Capalonga di Bibbione Baseleghe. Patrocinato dal comune di San Michele al Tagliamento, vede il sostegno della Marina Militare Italiana, della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Marine d'Italia e alla sua buona riuscita collaborano la Federazione Italiana Nuoto Sezione Veneto, che ha inserito l'evento nel calendario nazionale, e la società Bibbione Mare. Non potrà mancare il supporto della Capitaneria di Porto di Caorle, della Guardia Costiera Ausiliaria e della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento. All'eventuale assistenza sanitaria, se necessaria, sarà la Croce Rossa di Portogruaro a provvedere ed è prevista la presenza della sorveglianza aerea veneta di Chioggia per la dimostrazione dell'utilizzo del drone di salvataggio. Saranno presenti 6 atleti del gruppo sportivo della Marina Militare, reduci dal Mondiale di salvamento svoltosi a Montpellier. Presente anche l'atleta paralimpico di livello internazionale Antonio Fantin. L'intento della manifestazione Bibbione Open Waters è promuovere la cultura della sicurezza in mare, aderendo ai principi dell'Associazione dei Marinai d'Italia. Gli atleti avranno l'opportunità di dare visibilità a questo settore e si stima la partecipazione di circa una cinquantina di atleti. Sabato interverranno le unità cinofile di salvamento a mare e gli operatori della SAV di Chioggia per dimostrare il volo del drone trasportando un defibrillatore o altre attrezzature medicali e di supporto. Domenica 30 i militari delle Capitanerie di Porto, con la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliaria, della Croce Rossa e della Protezione Civile, offrirà una dimostrazione di gestione emergenza in mare, simulando il soccorso di un'imbarcazione sinistrata al largo della spiaggia di Capalonga. Nell'occasione si terranno i festeggiamenti per il riconoscimento della bandiera blu. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Le condizioni meteo in Veneto nel pomeriggio di mercoledì sono state a tratti instabili con rovesci sparsi e temporali locali soprattutto su prealpi e pianura.
Dalla serata sempre di mercoledì c'è stato un miglioramento con graduale cessazione dei fenomeni. Giovedì e venerdì, grazie all'affermazione di un promontorio di alta pressione, si attendono condizioni di tempo stabili, sebbene con modesta variabilità pomeridiana sui rilievi. Alla luce delle previsioni meteo fornite da ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 14 di mercoledì fino alle ore 14 di giovedì 27 giugno. È stato decretato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica e idraulica, codice giallo, nel bacino del Basso Brenta, Bacchiglione, con particolare riferimento alla piana del Brenta. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Lega Coop Veneto e INAIL Veneto hanno promosso il progetto Sicurezza a bordo e fattore umano in collaborazione con un ente di consulenza e formazione. Ieri mattina, durante una conferenza stampa, sono stati presentati i risultati. Punto di partenza per definire le criticità e le necessità del settore della pesca nelle acque interne e nell'acquacultura e per individuare le aree di intervento, un monitoraggio sul tema. Un ambito della pesca che viene definito da proteggere anche nelle grandi emergenze. Su questi settori sembra focalizzarsi anche l'attenzione delle politiche europee, rappresentando un settore sostenibile in crescita dal punto di vista occupazionale. Salute e sicurezza dall'indagine effettuata non risultano essere prioritarie, un settore in cui il mestiere si tramanda di padre in figlio e che vede lavoratori in età matura, con maggiore esperienza, che tende a sottovalutare i rischi forte proprio dell'esperienza maturata. 157 gli intervistati, tra presidenti di cooperative associate, armatori e imbarcati, la maggior parte dei quali considera non rischiosa la professione, nonostante quasi un terzo tra loro sia stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Il 23% degli imbarcati afferma di non saper nuotare, mentre una bassa percentuale, sia tra gli armatori che tra gli imbarcati, afferma di essere stato informato sui rischi del mestiere. Se da un lato i presidenti delle cooperative affermano di aver organizzato corsi formativi, la frequenza è stata poco più della metà tra gli interessati. Tra le dotazioni di dispositivi di sicurezza a bordo, solo la metà degli armatori ne è provvisto, come poco più della metà ha svolto corsi di formazione. Tra l'altro, non tutti controllano periodicamente le dotazioni. Antonio Gottardo, responsabile del settore agroalimentare e pesca di Lega Coop Veneto, chiede quindi il supporto delle istituzioni per introdurre un meccanismo premiante nei bandi di finanziamento per il settore pesca a favore di chi adotti comportamenti atti a migliorare le condizioni di sicurezza a bordo. La consapevolezza del rischio e la formazione sono fondamentali per garantire la sicurezza di armatori e personale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. La pesca tradizionale è un settore strategico per la nostra regione e per l'ambito del distretto di pesca Alto Adriatico. È un sistema di pesca che ha valori, saperi, sapori, tradizioni e che può diventare un'opportunità anche per tanti giovani. Certo, abbiamo bisogno di un'attività di formazione, in particolare sulla cultura della sicurezza. È un settore che non necessita di interventi normativi e però noi, in un'ottica anche di valorizzazione del prodotto, di certificazione, e anche un'attività di formazione sulla sicurezza che sia rivolta a un benessere da parte del pescatore in termini di sicurezza, in termini anche di qualità del proprio lavoro e quindi anche di qualità del prodotto che viene alla fine portato sulle tavole del consumatore. Per far questo chiediamo alle istituzioni, pur in assenza di una normativa che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione della normativa sulla sicurezza, un meccanismo premiale nei confronti di questa categoria per quanto riguarda progetti di finanziamento, di sostegno, di supporto al settore. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali.
Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. INAIL ha accolto favorevolmente la proposta di Lega Coop Veneto di collaborare nell'ambito di un progetto che consente di raggiungere un settore tipico del nostro territorio veneto e tipico della tradizione veneta. Si tratta di un settore dove è importante diffondere la cultura della salute e della sicurezza, in particolare attraverso l'informazione e la formazione, mettendo al centro, come in questo progetto, proprio il lavoratore, cercando di trasmettere maggior consapevolezza. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 27 giugno, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, l'app Chioggia Azzurra e il canale YouTube Chioggia Azzurra. Ciao a tutti.